Caro Lorenzo, ieri abbiamo trovato il nostro vice sindaco di Portoviro, grandissimo. Maggi, lei è proprio un divo del Basso Polesine, lei trova sempre. Doriano è una persona squisita con la quale io mi trovo bene a parlare. Grazie a Doriano Mancin che era stato nostro ospite. La settimana scorsa parlavamo di zona franca, di fare a Porto Levante e la paragonavo a come si chiama? A Livigno, sì, che sarebbe una grande opportunità. Certo. E tu mi hai messo una pulce nell'orecchio parlando di ZES. Sì. Sono andato a vedere su internet e ZES sarebbe veramente una grandissima opportunità che nel sud l'hanno sfruttata al 20%, però potrebbe essere. Prova a spiegarmi bene cos'è sta ZES. ZES vuol dire zona economica speciale. Sono previste normativamente solo per il sud. L'Associazione Industriali di Venezia Rovigo ha chiesto alla Regione, che la Regione ha accettato, ha proposto al governo italiano una zona economica speciale che prenda una parte della provincia di Rovigo e una parte di Porto Marghera. È una zona, infatti, zona economica speciale vuol dire che al di là dei contributi che possono esserci e anche possono non esserci, però vi sono delle agevolazioni straordinarie in termini di pagamento di tasse e altri benefici finanziari. Sarebbe una cosa straordinaria per Rovigo. Straordinaria vuol dire non ordinaria. Ma che zona coprirebbe? Coprirebbe tutti i comuni rivieraschi sul Po. Anche noi? No, da Polesella verso Bergantino, Melara. Sarebbe quella lì la zona? Sì, però va da sé che se imprese nuove si dovranno insediare, si parla anche potenzialmente di circa, nello studio dell'Associazione Industriale si parla di 20.000 nuovi occupati. Il beneficio è per tutta la provincia, non è solo. E dov'è che si è incagliato questo procedimento? No, purtroppo il procedimento è incagliato presso il governo italiano, il Parlamento, perché per poter usufruire di questa opportunità, che ovviamente è sempre governata dall'Europa, il Parlamento italiano deve approvare questa normativa entro il 31/12, altrimenti perdiamo l'occasione. Ti volevo fare un esempio. Le 20 ZES che la Polonia ha approvato l'anno scorso e l'altro anno hanno determinato un balzo in avanti, non so quanti punti di PIL per la Polonia, quindi è una cosa. Ovviamente vi è il Movimento 5 Stelle che finora si è opposto perché non vuole, sarebbe l'unica del nord, perché non vuole, dicono che è sottratta al sud, ma a molti di loro però con questo non sono d'accordo. È la forza di questo, mi permetto di dire, i nostri parlamentari, mi rivolgo in particolare ai parlamentari della maggioranza, quindi quelli che votano, che purtroppo sono stati eletti nell'ambito del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Guardate che Rovigo ha un bisogno essenziale di questo. Qual è l'idea? È quella la proposta ultima è quella di inserirlo nella finanziaria, con un articolo, ovviamente ad 31/12. Se perdiamo questo giro entro il 31/12, onestamente facciamo perdere alla provincia di Rovigo un treno più unico che raro. Sai cosa? Dopo chiudiamo. L'unico che ho visto interessato è Leonardo Raito, il sindaco di Polesella. Guarda che sono sì, no, però tutti gli altri non ho ancora visto un articolo. No, ma se tu leggi il resto del Carlino degli ultimi 15 giorni vedrai 10 servizi, se vuoi te li mando per me. Forse ci sono 10 servizi su questo. Mario Borgatti, il presidente del Consvipo, il dottor Pizzamano e altri, tutti favorevoli. Raito è potremmo definirlo il pasdaran della ZES, cioè quello più lancia in resta e quello più determinato, ma perché vivendo al confine fra Rovigo e Ferrara più di tutti si è reso conto degli effetti benefici, li avrebbe anche Ferrara, cioè non accettarla è una follia. Quindi meditate, adesso noi continuiamo a prenderci il nostro sprizzetto. Sì, perché altrimenti andiamo in astinenza. Bravo. Ci vediamo domani, grazie, arrivederci.